Tante sono le possibilità che i contenuti video offrono. Per questo è utile avere una mappa che ci permetta di capire come orientare meglio le nostre scelte e su quali elementi sia importante puntare per rendere il più efficace possibile i contenuti in funzione degli obiettivi strategici. Oggi parliamo di uno in particolare. Uno dei principali contenuti che un'azienda deve avere è il video istituzionale. Questo tipo di video funge da biglietto da visita e permette a potenziali clienti di conoscere il brand e iniziare a familiarizzare con esso. Permette inoltre di risparmiare il tempo che viene impiegato per spiegare le caratteristiche base ad ogni nuova persona che viene a contatto con l'azienda per la prima volta. Questo è un video solitamente di durata tra i 2 e i 3 minuti e mostra le linee produttive e le caratteristiche base dell'azienda, spesso utilizzando infografiche. È un video dinamico ed emozionale in cui è importante evidenziare elementi reali, specifici e distintivi, piuttosto che caratteristiche impersonali. Per questo motivo è consigliabile che sia inserito lo speech del titolare o della spokesperson dell'azienda. Scopri tutte le altre tipologie di video content utili per l'azienda, cliccando sul link qui sotto.